Ciao, sono Federica e queste sono le notizie di Regione Liguria. È stata inaugurata alla Spezia la nuova Casa della Comunità in via 24 maggio. La nuova sede assicura servizi diagnostici di base, attività specialistiche, servizi di prevenzione, promozione della salute, assistenza domiciliare, integrazione con i servizi sociali e utilizzo di strumenti di telemedicina. Il Gaslini di Genova conferma la sua eccellenza nella cura ai tumori infantili, con un tasso di sopravvivenza che, in base al tipo di malattia, passa dal 90 al 100%, attestandosi tra i più alti in tutta Europa. Regione Liguria ha aperto due nuovi bandi per il comparto ittico ligure, uno per gli investimenti a bordo e nei porti pari a 1 milione di euro, l'altro per migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci pari a 100.000 euro. È stato inaugurato a Lumarzo l'intervento di riqualificazione dell'asse viario Cerese-Tolara-Valle Buona. L'intervento, pari a 462.000 euro, ha previsto la riasfaltatura completa del tracciato di 4 km, comprese le aree di pertinenza della strada. Reintroduzione della fermata di Sarzana per il Frecciarossa, inserimento delle fermate di Chiavari e Massa Centro per il Frecciargento, possibilità di utilizzare il Frecciargento con carta a tutto treno. Ecco cosa ha chiesto e ottenuto Regione Liguria a Trenitalia per tutta la durata dei lavori sulla linea tirrenica, che porteranno cambio orario dal 2 marzo al 30 aprile. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.